A 30 anni dall'evento drammatico di Chernobyl, grazie all'attività di ARPA, possiamo dare un riscontro di tutte le analisi, gli studi, gli elementi di controllo e di ricerca che sono stati fatti in questi decenni. Presso l'ARPA è istituito un centro regionale di radioprotezione che con grande attenzione e grande professionalità sta seguendo da anni il tema dell'argomento del convegno di oggi in Friuli Venezia Giulia. Quindi stiamo parlando del tema della radioattività e dell'impegno del Friuli Venezia Giulia di essere assolutamente all'avanguardia su questo fronte. Oggi l'evento al quale hanno partecipato dei relatori molto qualificati è un'occasione per fare il punto dopo 30 anni, quali sono le conseguenze state nel Friuli Venezia Giulia, quali gli impatti ambientali e soprattutto come proseguire per il futuro. Credo che sia una grande occasione di approfondimento, di formazione e di trasparenza, un momento importante anche per pensare qual è invece il futuro che vogliamo per questa regione, sicuramente più sostenibile, che pensa alle fonti di energia rinnovabili come quello che può essere lo scenario più interessante per il medio e lungo tempo.